Siamo onorati di ospitare la 16ª edizione di EUTELP. Ecco, questo progetto è frutto di un protocollo d'intesa tra il Comune di Realmonte, l'Ente Parco Valle dei Templi, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo Esseneto. Io chiaramente in primis ringrazio il direttore, i due dirigenti scolastici dei due plessi e sottolineo che queste iniziative sono iniziative che danno la possibilità ai nostri ragazzi, lo diciamo sempre, sono il nostro presente, saranno il nostro futuro e devono avere gli strumenti, quindi questo è uno strumento che consentirà di avere quella visione del futuro che diventerà concretezza e di conseguenza ecco, noi con questo tipo di progetto raggiungiamo uno scopo che è quello di valorizzare queste belle teste, questa bella gioventù come diciamo sempre. I ragazzi verranno ospitati al Teatro Costa Bianca di Realmonte, sono oltre all'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo Esseneto che ne sono i promotori, ci saranno altre 17 scuole da tutta la Sicilia, quindi guardate un po' che meraviglia e ci tengo a sottolineare che inizieranno i lavori e saranno per 4 giorni a Realmonte al Teatro Costa Bianca vicinissima alla Scala dei Turchi, ecco, questo meraviglioso monumento naturalistico di marna bianca viva che ha 5.300.000 anni, per cui veramente un emblema di Sicilia pulita, di Sicilia che è improntata alla legalità, di Sicilia, come diceva Sassoli qualche tempo fa in occasione della ripulitura della scala a seguito di un atto vandalico, ecco, per i ragazzi, rivolgendosi ai ragazzi che ci hanno aiutati a ripulire il sito in 24 ore, ecco, voi siete la bella gioventù e siamo orgogliosi, inorgoglite insomma Agrigento, la Sicilia, l'Italia e devo dire il mondo intero, con quell'attenzione che si ha verso la bellezza, verso l'arte, in questo caso la musica e nel rispetto assoluto dell'ambiente e della legalità. Che dire, come primo cittadino non posso che quindi essere onorata di ospitare tutte queste scuole, questi ragazzi ed manifestare tutta la mia enorme soddisfazione per un altro obiettivo in squadra che si raggiunge, quindi grazie. Faccio un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi, è un concorso vero e proprio che tratta anche del Mediterraneo, ecco, su questa meravigliosa location che è appunto di fronte e abbraccia, accoglie questo meraviglioso Mediterraneo. EUTELP è arrivata alla 16ª edizione, un concorso a rassegna per le scuole di indirizzo musicale di lunga tradizione. Siamo orgogliosi di poter portare di nuovo a Teatro Costa Bianca e poi alla Valle dei Templi i nostri ragazzi, le nostre ragazze dei nostri istituti che hanno firmato il protocollo, l'Istituto Garibaldi di Realmonte, l'Istituto Esseneto di Agrigento, con il Comune di Realmonte, l'Ente Parco della Valle dei Templi e con le scuole di indirizzo musicale che parteciperanno al nostro concorso. La rassegna si svolgerà su 4 giornate con serata conclusiva il 23 maggio. Speriamo che ognuno dei ragazzi partecipanti possa trovare il proprio ruolo. Allora, finalmente dopo una pausa forzata le scuole di Agrigento e di Realmonte con la partnership del Comune di Realmonte e del Parco Archeologico della Valle dei Templi riprendono la manifestazione EUTELP che vedrà la partecipazione di molte scuole e che produrrà momenti di confronto musicale fra ragazzi che studiano negli istituti comprensivi ed indirizzo musicale. Riprendiamo con una continuità di 16 edizioni, ma abbiamo l'ambizione di far crescere questo momento perché il Mediterraneo su cui ci affacciamo è in questo momento un luogo di visione e ci piacerebbe invece che nella nostra terra si celebrasse ancora una volta un momento di unione, di accoglienza, di comunicazione reale fra i ragazzi di tutto il bacino.
Euterpe 16ª edizione riparte lunedì dal Teatro Costa Bianca, si svolgerà nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, sempre al Teatro Costa Bianca, e poi il 23 avremo la serata conclusiva che si svolgerà presso il Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento. La particolarità della nostra rassegna, che nel panorama nazionale per i numeri che abbiamo rappresenta una delle migliori e più gradite, ha una particolarità, che è quella che ha come obiettivo la valorizzazione delle orchestre e delle particolarità delle orchestre, quindi la giuria non attribuirà un primo, un secondo, un terzo premio, ma andrà a descrivere quelle che sono le diversità e la ricchezza e le peculiarità delle varie orchestre. Quindi questa è la fisionomia. Noi vogliamo che la nostra rassegna diventi un momento gioioso in cui i ragazzi possono socializzare, possono ascoltare, possono confrontarsi con le altre realtà, ma farlo sempre con molta gioia, con molta serenità e con molto entusiasmo. E al fine di favorire anche questa impostazione abbiamo inserito alla fine di ogni sessione, sia della mattina che del pomeriggio, un momento in cui tutte le orchestre eseguiranno un brano tutti insieme, quindi avremo delle grandissime orchestre che si cimenteranno quasi in maniera estemporanea con l'esecuzione di un brano che si farà quasi all'impronta. Un'altra caratteristica che abbiamo inserito quest'anno sono dei momenti in cui i ragazzi si affronteranno singolarmente, una sorta di gara fatta con un dialogo con l'improvvisazione di frasi musicali, e questo sarà un altro elemento di novità che cercheremo anche nei prossimi anni di approfondire, e quindi coniugare questi due aspetti, quello della socializzazione attraverso la musica d'insieme e quello dello sviluppo della creatività, che sono due pilastri fondamentali della formazione musicale, e non solo musicale, perché come abbiamo largamente detto la musica è uno strumento principale, importante, essenziale non solo per imparare ad esprimere le proprie emozioni in musica, ma anche per crescere.